Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. È lo sport più bello del mondo. Corri, ti puoi sporcare, conosci tanti amici. È l'unico sport dove la palla si passa indietro. Giocare al Monigo davanti a tante persone ti sembra già di essere grande. Ci sono diverse palle, quella ovale è la mia preferita. A me piace il contatto fisico. C'è l'unione di squadra. Ci si sporca, non ci si lagna. Nasconde belle amicizie, entri in una famiglia. Corro tanto. È uno sport molto differente dagli altri. Hai detto prima ci sono milioni di bambini che giocano, però ci sono anche tanti altri bambini che non giocano. L'obiettivo è parlare anche a loro? Sì, ci sono migliaia di bambine e bambini che giocano, milioni o comunque moltissimi che non ci conoscono, quindi l'obiettivo è arrivare anche a loro. Dici valori, ma ce n'è uno in particolare che è quello venite a divertirvi? Sì, il valore più interessante penso per le bambine e per i bambini è il divertimento, che ovviamente è legato alla socialità, quindi è un divertimento sano legato allo stare insieme, a realizzarsi insieme agli altri. Promozione, partecipazione, non dimenticare tutte le attività che si fanno con il sociale, quindi rugby, disabilità e inclusione. Certo, è un progetto importantissimo della federazione, perché noi vogliamo che tutte e tutti giochino a rugby e quindi l'inclusione di persone con disabilità è fondamentale ed è un arricchimento, non solo un'opportunità per queste persone e per le loro famiglie, ma un arricchimento enorme per tutto il nostro movimento. Tanti bambini, ma tante bambine anche. Certo. Sfatiamo un mito. Assolutamente, sempre di più bambine, sempre di più ragazze. Il rugby è uno sport bellissimo ed è per tutte e per tutti. I ragazzi, i piccoli bambini del rugby raccontati alla mostra del cinema, insomma uno sport che affascina sin dalla tenera età. Sì, un successo strepitoso, abbiamo sicuramente molto bisogno come movimento di questo tipo di eventi perché dobbiamo riuscire a far conoscere veramente a tutti questo meraviglioso sport che a livello di bambine e bambini poi a livello educativo è veramente eccezionale. Parlano di famiglia i bambini, si entra in una famiglia, è così o no? Sì, è una grande famiglia quella del mondo del rugby dove abbiamo i nostri educatori di tutti i club che sono eccezionali, che veramente partecipano e condividono l'aspetto educativo con le famiglie.